Ed eccoci qua, incredibile, va oggi guarda che l'assa di... Dove ti vai, no? La scampa? Veramente assassino. Ti centri sempre, ti. Guarda che l'assa del quadruplo. Che se... Cos'è che facciamo oggi, ora ragazzi? Oggi facciamo un video sul pranzo che si chiamerà Bolso e Cobra. Ma è un piatto da mangiare? Sì. Che piatto è che ci cucinerai, Angelo? Ci spieghi questi Poi ci sono ingredienti? gli ingredienti. Ci spieghi un attimo di cosa si Poi ci tratta? sono gli ingredienti con pane bagnato e dei pezzi di cipolla e anche dell'aglio. Ok. E poi ci sono gli spaghetti. Gli spaghetti, lo so cosa invece? Questo è petto di pollo. Ma ci spieghi come si chiama questo piatto? Bolso e Cobra. Ah, proprio il piatto si chiama Bonso al Cobra. Sì. Ma cosa inconsiste? Se è una pasta asciutta o cosa? Pasta asciutta remix, mista. Vai, È dimmi. una pasta con aglio, cipolla e pollo e pane. E poi lo macchi anche col vino? Sì. Ok. E ci sono gli spaghetti. Quindi cos'è che serve da casa? Anche il sale ho visto che ci vuole? Sì. Ok, perfetto. Ok, possiamo... Invece il Monte cosa dice? Monti partecipa a questa ricetta? Certo, sarò palla del bonzo, Cosa ti occuperai tu? di indirizzare il bonzo verso cucinare il piatto più buono che ci sia al mondo. Ok. Io direi che possiamo procedere. Cosa hanno bisogno i nostri amici per cucinare questo piatto? A livello di attrezzatura, visto che è una pentola? La pentola, E ci sono gli ingredienti per buttare dentro sulla pentola. Ok. Possiamo partire? Allora iniziamo a cucinare. Qual è il primo step? Ingredienti. Vai, cos'è che fai? forse prima gli spaghetti il bonzo. No, prima si fa la frittura, dopo si fa Prima il condimento, dopo gli spaghetti. prima il condimento e dopo gli spaghetti. Ma basta una pentola per far tutto o ci vogliono due pentole? 2 pentole. Vai. Però qua ne vedo solo una più che altro. Una e due. Ah, perché ti cucini direttamente il piatto di ceramica, non ho capito. Sì. Ah, ok. Vai, Poi ci metti gli spaghetti. vai. Ok. Ok. Bonzo? Ma secondo me ci vuole dell'acqua. Non si fa l'acqua sui spaghetti. Ma sì che ci vuole l'acqua. Sì. Ah, per me no. Bisogna Sì, bollirla a io- 100 gradi, che si bollisca a 100 gradi. No, ci vuole Il l'acqua. sale ci vuole. No, ci vuole l'acqua, secondo me ci vuole Va l'acqua. bene, dai, ci metto l'acqua. Siamo contenti al Monti? Vai, Via. mettiamo l'acqua. Ok. Ok. Quindi adesso cosa bisogna fare? Bisogna aspettare? Sai che si cucina gli spaghetti. Ok. Ma nel frattempo qui gli ingredienti vanno crudi o vanno cucinati? Cosa si fa? Li taglio. Ah, vediamo. Attenzione. Vai dentro, non so. Ma fammi capire, ma il Monti fa qualcosa? Non fa niente tu? Sto indirizzando il Un bonzo. pochino col culo. Con le Adesso puttane, boh. ci voleva anche lui. Della citrone. Allora cominciamo, qui cosa si fa? Monti, potresti tagliare il pollo intanto tu, no? Con che attrezzi? Non so, fate dire dal bonso. Mi devo lavare le mani però. Non serve davanti mal tempo. Fermo, là. Sta a rompere che va il nostro chef. Allora, tagliare. No, è duro come il cazzo. Raga, per forza magari devi sbagliare. Facci vedere un attimo. Come mai è così duro, Davide? Se è freddo è perché Però non ho capito bene la frase prima. Poi No, cerchiamo di non dire parolacce, sennò... E sei congelato, non posso è usare. congelato ma si taglia bene. Ma congelato o senza il gelato? Congelato. Ah. Congelato vuol Sono- dire che è sono sotto due sotto palline. zero. Perché c'è tanto ghiaccio. Ho capito. Gelato. Che mangia gelato. È calippo. È un po' più piccolo. Ecco, saluta.
il pollo e lo mettiamo insieme alla cipolla. E l'aglio ovviamente. E l'aglio. Ma il vino rosso invece quando lo inserite? Il vino rosso durante la cottura probabilmente. Ok. Il mare, sì. E Iron cosa dice Rodrigo? Poi fa brindisi. Proprio il cuscino di carica per l'aglio. L'aglio è un ottimo alimento perché aiuta varie cose, a fare varie cose e soprattutto se puzzi d'aglio i vampiri non ti si avvicinano. Le bolle alte. Fatta una roba proprio, non mi viene. Beh, è sbagliato. Com'è che si chiama questo strumento qui? Mestolo. Questo. Cosa serve? Per smischiare la pasta perché non si taglia sulla pentola. Tu sei bambina, non capire, mira. Stiamo vedendo anche la Ida. La Ida cosa dice ora? Sì. Anche tu monti c'è di martellato. Nato e cresciuto a Martellago, sì. No, io sono nato a Piove di Sacco, ma sono cresciuto a Boiano, però ho frequentato tanto anch'io Martellago. Bene. Comunque amici voi non sentite ma vorrei farvi sentire l'odore che arriva da qua. Questo qua però che pane è? Pane così schiacciato, poi una pissetta. Pane bagnato con l'acqua. Ma nel pane, cioè nella pasta metti anche il pane? Sì, mettiamo tutto, veramente. E Dai, aglio! Davide tu consigli delle spezie con questo tipo di pasta? Spezie. Peperoncino. No, il peperoncino è viene troppo piccante. Poi qualcosa di più dolce, meno piccante secondo me. Tipo dei biscotti? No, Ispirato. del sale, del bevare. O anche la curcuma, vedi? La curcuma è buona. Com'è che si chiama? La curcuma. A curcuma. Curcuma. Della curcuma non vi so dire niente perché non sono molto sperato sul ingrediente. Comunque può starci bene in quasi tutte le pietanze. Adesso mettiamo questo qua. Curcuma prima o dopo? Dopo. Allora vediamo qua, facci capire. Questo qua è pane, aglio e radicio. Cosa è? No, cipolla. Ah, cipolla. Cipolla di tropea io direi. Cipolla butta. Aggiungerei. Ok, perfetto. Di tropea. Perché è rossa, perché se fosse cipolla bianca sarebbe nostrana, ma cipolla di tropea perché è rossa. Preso qualcosa. Ma è di tropea o è di tropea? Di tropea. Comunque io vedo Monso fare tutto al modo di far poco, parlare e non fare, mi sembra, o sbaglio? Sto facendo, aiutando. Ma cosa si devo fare? L'unica roba da tagliare il puato di che ha fatto la fatica. Che chef sei, Monti? Allora era tutta quella mattina, no? Se il piatto buon su Quella cover. là. Teo. Sì, lo è. Non vorrei che mi lacrimassero. No, quella è la cipolla, questo è l'aglio. Appunto, al massimo te spusa il piatto. Guardate con che precisione taglia. È da mangiare, Occhi idee. Adesso che sono un tocco del dio anche sulla pasta asciutta. mangialo, Monti. Non mai. Ma c'è solo un assaggio questo qua. Taglia anche questo, no? Sì. L'aglio si mangia, Monti. È un pesce? Eh sì. Cos'è? No. Io non so come mangiare per fare. Se hai fatto tanto tutti ci sono vinti in fuoco. Dai, se no diventa troppo. No, ho tutto. Che sei più un condimento che pasta. Si non si chiama pranzo punto povero.
Monti, dammi una mano anche. Vabbè, piano, vai a fare, Iron, cosa hai detto? Che dargli una manca. Ma ti ispira sto piatto, Iron? Ti che sei gran consultore di Gran piatto. buffet gratuiti. Con questo piatto andremo secondo me a Alle stelle con quel Michelin. piatto. Alle stelle. alle stelle Michelin e faremo ingelosire chi è? Bastian dice. Montianic. O se no quello che fa le ciambelle a Cittadella che mangia 5 kg di roba. Comunque mi saieria, potrebbe essere già un piatto così completo a questo punto, che c'è proteine, verdure. Monti, quali sono i macro ingredienti? I macro ingredienti. Oddio. I macro ingredienti ma di questo piatto No, in generale, sono 3, Davide, quali sono? non mi vengono in mente al momento. Te Bonso lo sai? La base principale è la cipolla, è l'aglio, il pane e per l'ultimo dopo c'è il petto di pollo e c'è anche la curcuma. Ma C'è vitamine anche arance, là ci sono arance. Beh, No, ci non ci sono arance nude. ci sono arance, ci sono proteine, vitamine ci sta per un pranzo veloce. Proprio, guarda, il Bonso taglia fuori a tutto. Sì. Nel frattempo vediamo che l'acqua sta bollendo, quindi in teoria la pasta... Il sale, ma Chef, Bonso. Sta bollendo l'acqua. pochi spaghetti. Aida dice che se massa pochi spaghetti in confronto alle... basta fare così. È un piatto più grande perché sennò questo è finito. Monti, vuoi già fare un assaggio di... Bisogna cucinarlo prima. Bisogna cucinarlo a giusti minuti e Attenzione. Quanto... giusti minuti. vediamo proprio il sale appena appena. Sale fino, sale grosso. No, quello che io non devo usare la pasta. Adesso tagliamo tutto il resto. dai, lanciare. Ma basta così secondo me. No, basta niente, voglio fare robe fatte bene. Dici che i nostri Però per l'assaggio della Ida, ospiti no? vogliono mangiare tanto e sano, giusto? Sì. Voce proprio un assaggio con mamma. Io fai No, cavolo. Iron, cosa dici? Come Grandi cosa quanti dici? sarebbero con un sole? E il Monti non fa niente, non fa mai un cazzo. Oh, perché poi uno che dirige è nato per far mangiare. Uno che dirige, uno che mangia. Ma dai che una mamma, Monti, qua E il Monte ha detto che dopo fa l'assaggio. No, io farò l'assaggio. No. Se io ho fatto tutto un video. quello tu assaggi? Ma quanti grammi di cipolle le stai mettendo? Non so quanti grandi sono, sto mettendo tutto. E tutti gli ingredienti vanno ad occhio, non vanno a grammatura, vero? No. Vai ad occhio, giusto? Sì. Non da che scorsi. Io aggiungerei un po' di curcuma comunque. Hai quella cutuba. Che dire della curcuma? Ah, guarda che ci manca il pane, scusa. La curcuma non so se è una spezia orientale, Butta quella cutuba. dall'Oriente. Dove No, portarmi no, meglio. Butta quella pianta, perché... Io sono curioso di vedere come assaggio. No, questa è su. Sbaglio, sei grosso per fine. Io sono Tanto curioso. per farmi sciotto. Io vorrei capire dopo come che ti cucini sta roba. Direttamente nella pasta o va... No, quando si cucina niente. Ah, è tutto crudo? Cuciniamo la pasta, dopo mettiamo lì. Ma se massa poca per tutti qui. Ma qui hanno sempre fare a mangiare. Vabbè, ma che se... Ah, Commento a caldo. momento a caldo non vedo l'ora di assaggiare questa pietanza. Vediamo merda. Attenzione che sta mescolando. Vai. Mescolo per vedere che si Guarda, sotto. Guarda con che eleganza che sta mescolando la pasta e il Si Monti. alzano e si abbassano a casa mia. Io le assaggerei, Davide, vedere se sono cotti. Ma penso di sì perché sono già da 10 minuti che sono... Ti saggio io che farò il c'è. Aspetta, aspetta. Allora,
Ma dopo devi cucinare anche gli ingredienti là, no? E farlo con la forchetta, no? No, perché è molto complicato. Perché questo è complicato questo. Sentiamo. 8? No, manca 2 minuti. Cotto e mangiato. È bruciato qua. No, questo si chiama ricetta bella russo cobra. Però adesso io direi di fare una No, pentola. giusto. Io adesso ti direi di fare un'altra pentola e cucinare gli ingredienti lì. No, tanto sono tello su quella pasta. Comunque mi pensavo una volta a Zampe che ha buttato l'acqua e a pasta insieme sopra il secondo, invece non l'ha fatto cosa. La zampa ha avuto fortuna qua. Come Sei si? pronta? Sì che è pronta, se non lo ricordo. Mangiamo. No. Bisogna fare le cose. E vai, mosso, metti a cucinare. No, prima la pasta. No, Sì. no, crudo, cucina un po' di quanto che... Luca, aspetta questa rancia. Allora aspetta, spiegami cos'è che fai. Angelo, cosa stai facendo? Spiegami i tuoi E fans. sto buttando i denti sulla pasta dopo lo miscio. Ok. Ok, vediamo il composto. Questo qua è il piatto finale o lo devi mantecare ancora? Pasta alla bonso e cobra. Con tutto il culto baghese. No, adesso si butta un po' d'olio. Mamma qui. Sì, ti che fa una foto che tipo fa. Che metto come copertina. Olio, verdura. Olio per friggere. Aspetta, bonso. Vedete a mischiare. Io. Questa qui è la Fare il dito medio, molto. Questa qui è la mantecatura. Molto il dito medio dovevi fare. L'odore è un po' intenso. Vedi che non c'è un po' Fatemi da posto a pentola perché dobbiamo mettere meglio le precisioni. le mani di cane. Ci facciamo voglia. Però comunque c'è della spazzatura, cioè buttiamo via la roba, non sai che mangiamo tutto, giusto Angelo? Sì. Non ti vorrei un parere riguardo a questa pasta, cosa ne pensi? Ma penso che venga bene e sia gustosa anche per i palati più esigenti. E ora faremo a tora. Vai, Ario, fammi anche quello parecchio a tua. Ah. Butta bevete un giorno di vino? Cosa? Sì, rosso. Buttati un giorno. Oh, Gabè bianco. Ma anche il tavernello sto olio, bianco. Non abbiamo. E dove? Ce l'ha, tu verde. Questo. Ma Angelo, ma non ti vuoi buttare. Ti devi mantecarlo col vino rosso, ho capito prima. Devi mantecarlo col vino rosso e a pasta asciutta. Dove sei? Il Monti sta già impiattando. Bevi il tè a canone. Ma non che sei un cazzo qua. Dove? Minuti adesso. Basta, dopo quello va bene, diciamo. Botte il Marcare così. non c'è un bicchiere. Non è che al gusto non è casa mia. Angelo, che roba sei che? Un bicchiere. Che roba sei che? No, Ma se è un piatto suo, non vai. Bevi a canone. Guarda che il primi che ha buttato, che ha mantecato col vino rosso comunque. Sai, hai fatto bene, hai fatto bene. Ma comunque siete come me qua. Comunque adesso che mi finito direi che come piatto che siamo. Posso berlo? No, se mai a prima. Ora non bevo, va bene, resto sì. No, ma è per via. No, vedere sto da merda, che cazzo che. Mi voglio ubriacare quando mi voglio ubriacare non posso. Cosa preso, mamma? Dai un giorno di. No, Luca, buttati sto olio, dei bicchieri, Ma buttati un bevi a giorno di rosso. canone. Bevi a canone, Luca. No, Non che sei vino rosso sto olio, bevete. no, il bianco preferito. Ora che sono da... non te godito agli eventi. Contami. Aspetta che sono un chef qua. Il quadro ma qua non posso subire. Lei Iron che è successo, conti me.
che venerdì sono all'evento ad Olo mica dice alla che- degustazione dei vini. Mi sono ubriacato per bene. Ma c'era gratis? Sì. Ah. Ma che bello che fate, Fai vedere davanti a freezer da Dio Samaia. Golden freezer, ragazzi. Gold, Non è Goldon? neanche al 100% delle sue possibilità. Ah no? A te lo sei? Ma un 50% delle mie possibilità. Ok. Sai anche 20, dai. E non esageriamo. Allora, Non ti puoi beverlo a cono, ti ga impegno il bicchiere. Ma Arga solo. Ma cazzo fai pure? Ti fa un'impiattamento che fa sai Iron. Sai che fa pure sta roba E qua? dopo metto io, guarda che poi che piano. sta qua adesso. Anche che fa pure? Questa Dopo ho avuto Se via. vuoi fumare. Sì. Aspetta che ti facciamo assaggiare, facciamo l'assaggio. pure fa di Facciamo l'assaggio adesso. Ma non c'entra se il monte o chef. Io non fa un cazzo. Io rischierei di morire. Fino a assaggiare il monte. Ecco là, buon a posto. Però cara beh, sì, no, basta, dai, Angelo, solo un assaggio. Comunque te pure a non mangiare in 4, te mangi in inglese qua. Io rischio di morire facendo mangiare. allora, Buono? Buono Angelo. Sì, perfetto. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Se avete qualche altro. è bruciato. Se avete qualche altro. Ho mangiato. Lo vuoi assaggiare? Ma io vuoi assaggiare? Della- Mi sciotto di roba. Se roba fredda, se Ma si è scaldata congelata. adesso il pollo. Non ha cucinato. Il pollo. Dai, no. Ma però non capisco perché te che assaggiare comunque te avanti a cucinarla. Parte mangiare gelato. La vuoi assaggiare? Così? Se gelato, Ho tirato il piatto brutto. Qua, un passo pranzato per Era Davide come c'è sta pasta? Buona. Questo che ti ga sarà però il pollo. Non sono tanto. Ti dica dai che mo. Che siamo dai. Mai sono a casa tanto questa asciutta come qua. Dipende. Dipende. Ma cucinarti anche se sta bene, figli capisci. Di questo. E si fa sui nostri opinioni di lei. La Paola che stava ginnastica. Portare bicchiere tutto il giorno. Sto mangiando, botte, non fare il video. Davide, ti vedo un po'. Adesso la bicicletta a lei che non so quanto che è dura. Davide, Ma come sta? ti vedo leggermente bagnato. Eh? Questa amica perché si era rotto. Cosa è successo? Niente di particolare. Cucinando o no? Cucinando mi è arrivato un po' di acqua in. Ma non è che qualcuno ti fa, no? La Paola che ti si piscia addosso. Ma non sei ciccio. Ho sorpato giusto la prova. Oh, non ha fatto niente, se riuscivo anche a bagnarsi se riuscivo. Ma ecco, tutta la del formaggio da mangiare. Dove formaio? Non ho capito. Ecco, tutta la formaggio da mangiare. Può portare i biscotti, sta un dolcetto? Ah. Sai che al monte si chiama tutti. Sai quello che penso? Se mai amato così. Mi piace mangiare. Ti vedi come al monte dopo? Al Monti che piace il cazzo Eh? Quello sì che piace, nero. Il no? cazzo nero. Ecco. Come si è? Fatta tutto e così. È buono, pazienza, troppo pazienza. Però Monti, una domanda, a te ti piace più la donna con l'uccello o il maschio con le tette? Nessuno dei due. No, ma se dovessi scegliere. Ma ti piace la ragazza in carne o Si male? mangia. Queste sono domande giuste. No, Davide, ti faccio una domanda, ma devi rispondermi subito. Secondo te è un trans? Anche a fiscia sei È un uomo con le tette o una donna col cazzo? Può essere tutte e due, può essere che prima sia stato uomo, adesso diventa donna. Adesso diventa No, donna. non ti ha capito, Davide. Secondo te un trans è un uomo con le tette o una donna col cazzo? pattina. Vedi che Una donna sì, col tu cazzo. sei tu stessa. Ok. Eh? Basso. Sei tu stessa. Peace.